Amiche ed amici di Officina Mediterranea, buonasera. Buonasera a tutti. Siamo in diretta sui canali social Facebook e YouTube di Officina Mediterranea e siamo in onda per la 29esima puntata di Almanacco delle Tradizioni Popolari. Io sono Bartolomeo Perrotta, insieme a me, come potete vedere, c'è Orazio Maglio. Buonasera Orazio. Buonasera a tutti, ciao Bartolo, ciao Luigi. E Luigi Lampignano. Buonasera Luigi. Buonasera a tutti. Allora, io direi di far partire la sigla, dopodiché Orazio prenderà la parola per introdurre gli argomenti. Faccio una piccolissima premessa ed è una scusa per invitarvi ad andare a rivedere le nostre vecchie puntate. Siamo a luglio, non parleremo della festa della Madonna della Bruna perché abbiamo già trattata, i 2 anni precedenti abbiamo già trattata, quindi è un'occasione anche per ricordarvi che le nostre puntate in diretta vengono consolidate, vengono salvate soprattutto sulla pagina YouTube, perché Facebook le conserva per poco tempo, ma YouTube le trovate tutte. Quindi se volete sentire di cosa abbiamo parlato l'anno scorso e 2 anni fa sulla Madonna della Bruna, potete andare tranquillamente. Faccio partire la sigla, dopodiché la parola ad Orazio. Buonasera a tutti. Chi ci segue da qualche tempo avrà già visto la parte iniziale dell'intervista a Quirino Valvano che abbiamo realizzato lo scorso anno. Tutto ciò che vedrete è stato registrato esattamente un anno fa, nel luglio del 2025, ma poi per l'affollarsi di argomenti non c'è stato tempo di completare la visione di questi filmati che faremo stasera, anche perché la musica di sottofondo che ascolterete, che non è altro che il canto bellissimo delle cicale, poco si intonava al grigio inverno che abbiamo avuto in quasi tutte le regioni del meridione. Quindi ripresento in qualche maniera Quirino Valvano, guida del Parco del Pollino, ma soprattutto conosciuto come costruttore di ciaramelle e zampogne, suonatore di ciaramelle e zampogne e soprattutto una persona che vive appartato in un bosco, sebbene nelle vicinanze del suo paese d'origine, San Costantino Albanese, e che ci darà il senso di una vita un pochettino diversa, anzi abbastanza diversa da quello che si vive nelle città o nei grandi borghi. Ci parlerà Quirino di com'era la vita a partire grosso modo dall'inizio degli anni 70, i cambiamenti di cui lui è stato testimone, ricordando a tutti che San Costantino Albanese è una località che poggia su uno dei costoni che circonda la Val Sarmento. Il Sarmento è un fiume, uno dei maggiori affluenti del fiume Sinni, che poi va a versare le proprie acque nel Mar Ionio all'altezza di Nova Siri.
per chi conosce la zona. E, Quirino è tra l'altro una persona che ha una sensibilità particolare sia per la natura che per le tradizioni popolari e si batte si è sempre battuto e si batte ancora per la difesa di queste tradizioni, cioè senza esagerarne il valore, il giusto valore di questo che rappresenta il nostro patrimonio. Direi che Bartolo possiamo far partire il primo video, se per te va bene, una serie di piccoli video. Min Brema, buonasera. Sono Quirino Valvano. Sono venuto a trovarmi due amici che vogliono parlare di tradizioni musicali, tradizionali di questa zona, di questa valle. Parlavamo prima mi chiedeva, professore, dalla tua infanzia quando hai iniziato a entrare nel mondo delle tradizioni, diciamo, no? E dicevo appunto che praticamente da adolescente il paese era molto più popolato di adesso. Adesso saremo sui 600 abitanti, ma prima eravamo quasi 1000 abitanti negli anni 70, diciamo, no? E anche le scuole, le elementari e le medie erano molto popolose da ragazzi, mentre adesso magari ci sono pluriclassi, un anno, per dire, sono nati 2 bambini, di cui mio nipote erano in 2 in classe, per cui quella lì era la prima elementare con 2 bambini, però stavano insieme alle terze, alle quarte, eccetera, eccetera. E niente, dato che eravamo tante persone, in paese c'erano anche altre attività commerciali, attività private in paese che magari adesso sono scomparse. Per dire, prima c'era anche un autolavaggio, ma non esiste più. C'erano 5 meccanici, adesso ce ne sono 2. Vabbè, la farmacia c'era sempre, gli alimentari ce n'erano sia nel paese di sopra, che nel paese di centro, nel paese più basso, c'erano alimentari, perché ognuno, cioè, riusciva a vivere, come anche le macellerie, c'erano molte macellerie, la farmacia c'era sempre, c'erano 2 forni, 2 panifici, c'erano i sarti, c'erano 3 sarti, mi sembra, se non voglio sbagliare. Poi c'era gente che aveva gli alimentari che vendeva solamente il pane, che glielo portavano da altri paesi. Comunque c'era movimento rispetto adesso. E giustamente c'era anche una scuola di musica. La scuola di musica a suo tempo era cioè insegnava al padre di un mio amico, che andavamo a scuola insieme. E di conseguenza tanti ragazzi dei tempi frequentavamo la scuola musica, andavamo di pomeriggio lì 2-3 ore, quello che era, sempre, e giustamente lì a scuola di musica si faceva la musica, chi faceva casino da una parte, chi apprendeva, chi non apprendeva, le solite ragazzate che si facevano. Ma avevate una banda, scusami, Quirino? No, la banda musicale no, non c'era, solamente scuola di musica. Zio Pasquale, il maestro, ci insegnava solfeggio, la teoria, la matematica musicale, vabbè, quello che si poteva apprendere ai tempi, no? E poi come strumento musicale c'era il flauto dolce, classico. Però dato che il figlio del maestro Pasquale giustamente era, essendo figlio di professore, cioè, già qualche strumento lo suonava, no? Tra cui anche la chitarra, e allora i miei primi approcci furono con la chitarra. Di che anni parliamo? Erano gli anni 70, erano 72, 73? No, anche un po', anche 74, 75. Io ero quarta, quinta elementare. Sì, una decina d'anni avevi, dai. Sì, più o meno sì, quando fai elementari, sì. Era il periodo che giustamente
sì, iniziavi a fare musica e iniziavi con la chitarra, le prime cose, il giro di do, qualche nota in minore, poi le chitarre non ce le avevi, usavi quelle che trovavi, manico duro, manico frustato, erano degli strumenti a corde e tu suonavi. Che musiche facevi in quel periodo? Quello che girava in quel periodo. Giustamente negli anni 70 cioè, di cantanti italiani che si ascoltavano in quel periodo era che ne so, Edoardo Bennato, De Gregori, vabbè, i classici, Battisti, tutto Sì. quello che c'era, come anche autori, cantanti stranieri, come iniziavi a conoscere Carlos Santana, che ne so, Dylan, Eagles, Neil Young, vabbè, tutto quel mondo lì, diciamo, no? Cioè, iniziavi ad ascoltare la musica, le musiche alternative di quei tempi, degli anni 70, PFM, tutto quel mondo che girava nel mondo degli anni 70, dopo Woodstock, eccetera, eccetera. E poi da lì, man mano che andavi avanti, giustamente anche in paese, essendo sempre, come dicevo prima, tante persone, iniziavano a uscire i primi gruppetti folcloristici di tradizione, no? Avevamo delle maestre, delle insegnanti più grandi di noi, giustamente, che insegnavano, ci avvicinavano alle culture, alle tradizioni, non alla cultura, alla tradizione di San Costantino, giustamente. Certo. Allora si iniziavano a fare non i primi, una continuazione dei gruppi folk, perché queste nostre insegnanti praticamente a loro volta, ancora prima, hanno avuto anche loro delle esperienze di gruppi folk, che a suo tempo c'era un prete che stava in paese, che animava questo tipo di tradizione anche, no? E anche iniziavano a fare i primi tour nelle Calabrie, nelle zone qui vicino. Poi c'è stata questa continuazione magari nostra a distanza di un ventennio, di 25 anni. Quindi diciamo. ora siamo già all'inizio degli anni 80, scusami. Qui siamo all'inizio degli anni 80, E giustamente i gruppi folk erano composti con i costumi tradizionali, giustamente. E niente, dato che c'erano già chi iniziava a fare musica, perciò la chitarra suonavo io, l'altra chitarra la suonava Lorenzo che mi iniziò ad insegnare, la fisarmonica un altro, che poi in quel periodo c'erano anche, si formavano anche le band. Non c'era, questo I era complessi, i famosi complessi, che erano un attimino prima di Freud. I complessi erano una cosa musicale, poi è arrivato Freud, che poi erano una cosa prima dei gruppi folk, diciamo, certo, della nostra età. E questi complessi pure hanno avuto anche loro dei passaggi di generazioni. Ci sono stati il primo complesso degli anni 50, poi degli anni 60, poi degli anni 70, e poi alla fine noi. E praticamente, giustamente, i musicisti c'erano, quelli che suonavano la chitarra. La fisarmonica la suonava un altro che la sapeva suonare e era fatto. Il gruppo folk era composto. Ma quindi, scusami, voi suonavate in piazza, elettrificati, amplificati, come avveniva? Oddio, praticamente, cioè la cosa migliore era quando ti ospitavano nei paesi, tu ti facevi le sfilate in acustico, giustamente. E poi niente, poi quando ti mettevi sui palchi che dovevi farti le esibizioni, non lo so, poi dipende dal service, non lo so, magari mettevano i microfoni panoramici, si sentiva quello che si sentiva, immagina i gruppi sul palco, senti il casino che c'è, perché poi c'è il birraio che sta sotto che strilla con tutto quello che gira intorno alle sagre, diciamo. E così facevi anche dei primi viaggi, magari. Per esempio, ti ricordi qualche destinazione? La prima volta che andai all'estero in Svizzera sono andato col gruppo folk. Bellissimo.
suonato col gruppo folk e mi ricordo che quando attraversai il confine Italia-Svizzera, come se aprissi gli occhi e vedevo, perché si parlava sempre della Svizzera, è pulita la Svizzera qua, la Svizzera, e non lo so, beh, forse psicologicamente vedevo l'asfalto che luccicava, dicevo, ma... E proprio quando aprì gli occhi mi ricordo che mi ero appena svegliato, ero appena passato il confine, c'era la canzone di Zucchero, Donne, tu tu tu, sull'autobus, me lo ricordo, era quel periodo lì, perciò tornando indietro quando Zucchero andò a Sanremo che fece sta canzone, perciò erano gli anni '80. Perfetto. Ricordo a tutti, non l'ho fatto all'inizio, mea culpa, San Costantino Albanese, l'avrete intuito, è una località arbresh albanofona in cui si parlava, forse si parla ancora, l'albanese antico. Ecco perché avete sentito all'inizio il saluto in una lingua ignota da parte di Quirino Valvano. Riprendiamo, Bartolo, grazie. E così, sì, i primi viaggi che facevi col gruppo folk erano questi, poi andammo anche a Torino, cioè comunque giravamo, diciamo, anche qui in zona, poi facemmo un gemellaggio col gruppo folk, la Pacchianella di Pisticci, cioè poi da lì facevamo anche dei tour insieme, vabbè, c'era questo mondo qui. Che poi giustamente anche in paese, essendo un paese piccolo, però con circa 1000 abitanti, c'erano anche le gelosie, C'era tutto, un microcosmo. Noi eravamo il gruppo folk fatto da determinate persone, l'associazione composta da Tigio, Caio Sempronio, e dato che lì c'era dovunque, Sì. la politica rompeva sempre le balle, diciamo, no? Sì. E così nacque il gruppo folk comunale che era contrapposto, no? Certo, allora certo. lì Se ne potrebbero raccontare. immagina che succedeva. Vabbè, detto questo, poi man mano che si andava avanti, poi giustamente poi eravamo adolescenti, poi iniziavano le scuole medie, poi si iniziava a fare le superiori, chi andava a destra, chi a sinistra, alla fine non è che tutti rimaniamo in paese, c'è stato comunque sempre un esodo, cioè i giovani se ne andavano, adesso di più, ma adesso non che vanno via di più, ce ne sono di meno, sembra che vanno via in tanti, però allora pure chi andava all'università faceva la stessa cosa, era come adesso, chi va via dopo a fare l'università non torna più a casa, che sia un paese di 15.000 abitanti come Senise, 7.000, non lo so quando fa Senise, a un Spieghiamo paese di chi 500, è Senise. a un paese di 500 è la stessa identica cosa. E niente, così che iniziava a sfumare tutto. La musica rimaneva sempre, cioè, diciamo che il gruppo folk è stato il motivo, tra virgolette, per me di entrare nel mondo delle tradizioni del mio paesello, diciamo, di San Costantino. E da lì poi nacque anche il fatto man mano che si cresceva, siamo già inizio anni 90, fine anni 80, giustamente si iniziava a evolvere, a cambiare tutta la società qui in paese. Si iniziava a parlare di aree protette, iniziava già a sentirsi l'area di parco nazionale, allora iniziava a mutare un po' in positivo, perché c'era una speranza, c'era mo arriva al parco, vediamo. E io già in quel periodo, già che anche da piccolo, quando ero adolescente, comunque, ma chiunque, andavamo sempre in giro a camminare per le campagne, per le montagne. Quella è stata una scusa ancora di più per andare a scoprire le montagne. Perciò lì iniziavo già ad innamorarmi giusto del paesaggio, della natura, delle montagne, del Pollino, del Pino Loricato, eccetera, eccetera, eccetera. E perciò lì ci fu un passaggio aprimmo un rifugio qui in montagna a San Costantino, iniziai a fare le guide, accompagnatore, come conoscitore, diciamo, fin quando poi divenni una guida ufficiale del Parco del Pollino, no? Però questo già fine anni 90, diciamo. Però già da allora, giustamente, poi iniziava a camminare con me
in parallelo sia il piacere, l'amore per la montagna e la natura, ma anche l'amore di diventare un artigiano, di manipolare il legno, E praticamente sono stato un annetto circa da un falegname giusto per lavorare il legno. Facevo le cose che faceva il falegname, il tavolo, la finestra, eccetera, eccetera. Fin quando comprai un tornio e lo misi nel laboratorio di questo falegname. Sì, praticamente sì, iniziavo a capire come si lavorava il legno, a creare un tavolo, un mobiletto, qualsiasi cosa. Comprando il tornio e usando il laboratorio di questo mio amico, la falegnameria, iniziavo a imparare il tornio, perché lo comprai senza saperlo usare, perciò da lì ti mettevi sotto a provare, prendevi il pezzo di legno e costruivi, ma giusto per aiutare il falegname, anche magari se volesse fare, che ne so, i paletti delle ringhiere, delle scale, i piedi di tavoli, eccetera. Facemmo col falegname l'iconostassi sia San Costantino, perciò lì c'erano pure delle torniture, perciò tutte le colonne, le 8 colonne le feci col mio tornio. Non so se l'avete visto, l'iconostassi sia San Costantino. Quella nella chiesa matrice, io personalmente l'ho vista, sì. La manderemo durante la puntata. Mi sembra era fine 90 che montammo l'iconostasi. Vabbè, detto questo, praticamente avendo il tornio del legno, iniziando a imparare ad usarlo, cos'è la cosa migliore che entrare a fare qualcosina di più difficile che non il bicchiere, che non il piede del tavolo, che era una cosa monotona. Facciamo strumenti musicali. Qui siamo già in che anno più o meno? Fine 90. Fine 90. Siamo fine 90, sì. 97, 98, questo periodo qui, diciamo. E da lì iniziai a trovare delle zampogne già funzionanti e poi copiarle esternamente e internamente. Poi da lì ho dovuto imparare a costruirle in primis, giustamente poi a costruirci le ance. Perché le ance sono doppie, tipo... Tu facevi zampogne e surduline. Sì, anche le ciaramelle, diciamo. Sì. Però comunque sono con le ance doppie, le zampogne e le ciaramelle. Perciò dovevi imparare a farti le ance, sia semplici che doppie. Dovevi imparare a conciare la pelle di capra. Certo. E dovevi imparare a costruire lo strumento, a trovare i legni adatti e stagionati. E dopo dovevi imparare a suonare. Perché poi come fai tu a costruire uno strumento e darla alla persona che ha la richiesta senza che sai che è funzionante? Devi accordarla, è pronta. Perfetto. Mo è a te, sta a te impararla, cioè, perché non esiste una scuola se non orale. Cioè, le tradizioni, come vai sul dizionario, la tradizione musicale, le tradizioni sono le cose orali del popolo. Trasmissione diretta, cioè. Non c'è scritto di niente. La musica stesso, musica tradizionale non è una musica colta. La musica tradizionale lo suona il pastore che ha le mani callose contando di dita, magari suonando la surdulina, la zampogna, vedi che quelle mani accarezzano, fanno dei virtuosismi, ma come fa a fare quelle cose lì? Scusami Quirino, ti posso chiedere in quel periodo nei paesi limitrofi se c'era attività simile alla tua, più o meno consolidata? Sì, ma ci sono stati paesi che magari avevano queste tradizioni anche che magari sono andate scomparse. Praticamente la musica tradizionale qui io parlo della Val Fermento, perché poi ogni zona... Val da Salvento, diciamo Terranova, Noepoli, Cersosimo, San Paolo Albanese. Sì, questa valle qui, questo fiume che scorre qua. Praticamente tutti questi paesi, Terranova, San Costantino, San Paolo, Cersosimo, Noepoli e San Giorgio, gli zampognari c'erano. Non gli zampognari, la gente che suonava strumenti tradizionali esisteva. Uh-huh. E come strumenti tradizionali erano quelli. Era la zampogna, la surdullina, e la ciaramella, l'organetto, il tamburello e la ciaramella, sì. Erano questi gli strumenti
Però tradizionalmente lo strumento tipico di questa valle, più che della zampogna, ti voglio parlare di un secolo e mezzo fa, Mm, diciamo, era più la surdulina che la zampogna. sì, Perché la zampogna praticamente non è tipica adesso del Pollino, però l'origine vera e propria è Campano Lucana, la zona di Viggiano, perché lì era un po' più a nord, va? quando Nord-ovest. c'è la Madonna di Viggiano, una è la protettrice Certo, della certo, della Basilicata. Basilicata. E lì, essendo ai confini con la Campania, essendoci anche nel Vallo di Diano, nel Cilento, vabbè, in Campania, essendoci tanti suonatori di zampogne e costruttori, essendo lì confinanti, sì. anche nella valle dell'Agri, tipo Viggiano, c'erano grandi, bravissimi costruttori di zampogne, e lì nei mercati facevano anche. Questa che vedete, grazie alla tempestività della nostra regia, è l'iconostasi della chiesa madre di San Costantino Albanese. Ne ha parlato Quirino Valvano all'inizio dell'ultima tranche di video. Come vedete, la parte inferiore, la metà inferiore, è tutta costruita in legno, ovviamente poi dipinta, immagino non dai falegnami, ma di artigiani predisposti a questo. E così una piccola curiosità che al volo Bartolo è stato in grado di reperire e farci godere. Riprendiamo il video. Anche lì nella Valle dell'Agri c'erano bravissimi costruttori e suonatori di zampogne e ceramelle. E lì durante la festa della Madonna di Viggiano, lì praticamente quasi tutta la Basilicata, sia a nord che a sud, come anche le Calabrie, andavano lì, facevano il pellegrinaggio. Magari anticamente partivano coi muli, cioè non è che andavano col pulmino, con le macchine, magari stavano 2 o 3 giorni per andare e tornare. È lì che secondo me hanno capito, hanno trovato questo strumento, la zampogna, perché qui magari questa zona qui era più da surdullina. Ecco, brevemente illustra in 2 parole, se ti è possibile, la differenza fra le due, così anche chi ci La ascolta. surdullina viene definita una piccola zampogna, è molto più piccola, è fatta sempre con l'otre e un aerofono, anche quella. C'è sempre l'otre che compone lo strumento, c'è sempre il ceppo dove vengono inserite le 4 canne melodiche, però è molto tutta più ridotta. La zampogna c'è una chiavetta, perciò si chiama zampogna a chiave. C'è una chiavetta che tu, pigiando quel ferrettino, quella chiave, chiudi un foro che sta distante dall'ultimo dito che tu devi suonare, come i clarinetti, che ha tutta quella serie di Marchingegno, che tu chiudi qua, si chiude un buco più sotto, eccetera eccetera. La zampogna è più grande e i chanter sono uno più lungo, l'altro più corto, la surdulina sono tutte e 2 uguali, si suonano, hanno una tecnica differente di suono. La zampogna tu chiudi per accompagnare. La surdulina, essendo tappata il chanter sinistro, se tu chiudi non si sente niente, devi alzare, vai al contrario. E ogni volta che tu devi accompagnare, devi chiudere tutto e aprire la nota che ti serve. E facendo questo, l'accompagnamento fa un ta, un ta, un ta, un ta, un ta, un ta. È un ritmo per la danza, diciamo, capito? Si suona diversamente. La surdulina c'ha le ance semplici, la zampogna c'ha le ance doppie. Innanzitutto rispondiamo a Gabriele Gaio che ci ha fatto una domanda: di che anno è la chiesa di San Costantino Albanese? 1602, riusciamo a leggere dalle guide internet. Bartolo, penso che i video non siano ancora finiti, giusto? No, ne sono rimasti 3 per un totale circa 8 minuti e abbiamo finito. Va bene, riprendiamo Facciamo andare, ok. questo dialogo con questa Qui in persona. questa valle, per dire, diciamo che secondo me esisteva prima la surdulina che la zampogna, diciamo. Magari la zampogna, sì, ti parlo guarda, io mo le date, i numeri non li so, però secondo me da 100-200 anni qui c'era
si è scoperta la zampogna qui, nella zona, diciamo, dai. Perché anche delle ricerche che hanno fatto molti etnomusicologi negli anni 70, tipo Roberto Redi, hanno trovato dove c'erano le surduline, dove vicino c'erano dei paesi ebraici. Mo' vata alla pesca perché? Cioè, non perché li hanno portati dai Balcani, no? Però non so Qual è la dinamica che ha portato a questa, sì, diciamo? questo lo saprà meglio un etnomusicologo, non lo so, io l'ho sempre sentito dire, forse per il fatto di avere i due chanter uguali, magari ci sono degli strumenti tradizionali dei Balcani che si chiamano gai, che hanno la destra e la sinistra uguale, mancano gli altri bordoni piccolini, però sì. Tornando diciamo a te, possiamo dire che anno più o meno ha costruito il primo strumento? Sì, fine 90, inizio Fine 90, diciamo, sì. Sì, meno quello del periodo. Sì. Però io ho copiato solamente un maestro, perché mi piaceva lui come lavorava, mi piacevano i suoi modelli di strumenti, e poi dato che funzionavano alla grande, perché inventarmi io le misure? Sì. Perché dato che queste ricerche già sono state fatte ai tempi, questi strumenti erano perfetti, suonavano bene, perciò me li prendo e me li copio così come a chi sono. ti riferisci come A maestro? Gio Antonio Forestiero Di Lauria. Perciò alla fine, Venuto a mancare qualche anno fa. sì, è vero. Perciò alla fine, perché poi seguire tanti costruttori, perché non tutti costruiscono uguali gli strumenti, hanno tutte misure loro. Cioè io mi baso su di lui e basta. Ecco, se ti vorrei chiedere qualcosa sul repertorio, perché io le volte che ho assistito alla cerimonia che si tiene a San Paolo Albanese il 16 di agosto, San Rocco, esatto, quando ti ho sempre visto ma mai conosciuto di persona, e in fondo notavo che c'erano non più di 2 melodie che venivano ripetute per tutta la processione, per tutta la durata, quindi diciamo 1 ora e mezza, 2 ore. C'era una melodia che non veniva... Ma guarda, diciamo che le suonate che tu fai durante la processione, ti guardi negli occhi e ti dici facciamo questa. Perfetto. Iniziamo a fare questa suonata qua, facciamo una lenta o facciamo una veloce. Quelle lente sono quelle più processionali, sono le suonate lente. Diciamo. Ricordiamo anche il tuo compagno di suonate che è Nicola Scaldaferri, sì, che con Nicola, etnomusicologo sì. di fama. Perciò fai le suonate lente, sono quelle che magari sono suonate non della nostra tradizione, perché sono suonate che noi abbiamo imparato ascoltando, dove veramente fanno le suonate lente di zampogna, vallo, perciò zona della Campania, della Valdagri, sì, ecco. sì, della Valdagri, del Vallo di Diano. Noi abbiamo sentito le melodie processionali di zampogna da loro, perché non farle? Perché qui non è che non c'erano le suonate lente e le suonate veloci, le suonate che tu ballavi e le suonate che tu non ballavi. C'erano le suonate a Perso le pecore, che sono quelle più complicate, che magari venivano fatte, sì, magari molti pastori usavano poi la zampogna, se lo portavano presso e facevano le melodie che quelle camminando. Se tu cammini lentamente fai la suonata a passeggera, diciamo, che la suonata mentre tu cammini, perché tu coordinando la camminata devi anche fare una suonata che ti dà quel tempo e che anche tu devi stare comodo mentre cammini, e allora lì è tutta un'altra suonate lente. Sulle tradizioni dei nostri paesi. Della zona. Sì, le tradizioni, di tutto il discorso che ho fatto prima, la tradizione si sentiva tra virgolette di più, anche perché eravamo di più di persone e c'era più confronto. Adesso come tradizione sono rimaste, secondo me, solamente quelle religiose. Io non riesco a vedere altro, perché in quelle religiose si
si uniscono tutte queste esperienze che ho raccontato fino adesso, perché ancora ci sono i canti sono rimasti sempre quelli, e ci sono generazioni come la mia che stanno lì a cantare appresso la Madonna, che hanno imparato di conseguenza, che erano sempre persone che hanno fatto con me i primi gruppi folk, che sono rimasti, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema sarà dopo, questo non te lo so dire, però diciamo che come tradizione è rimasto, sono le cose della Chiesa, processioni, il rito, la liturgia, eccetera, eccetera, eccetera. Poi tutte le cose che sono intorno a questa tradizione, non voglio essere negativo, ma anche positivo, io le vedo false. Perché le vedo false? Non voglio essere negativo, perché da quando sono venute le TV a venire a registrarti, a vedere e trasmettere per televisione sempre solito le stesse cose, è un lavoro che loro hanno nel campo, è comodo per loro, ma non per quelli che lo vivono, perché loro arrivano, si trovano il piatto già bello pronto, registrano, fanno l'intervista e vanno lì, montano il tutto e poi alla fine mese c'è uno stipendio, punto. Questa è la tradizione, la televisione, diciamo, perché non porta aggiuntivo, non porta conoscenza, perché è ripetitiva, sempre la stessa. Le altre cose cosa possono essere? Possono essere, sì, la cosa turistica. Viene il turista è un onore che vengono a vedere la chiesa, perché è l'unica cosa viva. Ma se vai a vedere un museo della tradizione contadina, è una stanza morta. Vedi il bicchiere, vedi l'oggetto che veniva usato da zia Maria, il telaio, da zia Pascale che faceva il vino, ma è una cosa morta. Sì, adesso magari mette un anziano lì che te lo spiega, non mettere la didascalia. Vabbè, ok, questi sono i musei, questo è il museo. E poi un'altra cosetta è che, non lo so, la gente cioè le persone che vivono nel mio paese, questa è una mia esperienza, non conoscono il territorio. Purtroppo non lo conoscono, il territorio dove vivono, non lo conoscono. E non conoscendolo significa che se devi dare un valore aggiuntivo al tuo paese, non sai qual è. Non sai qual è, perché non conoscendo il territorio non puoi manco capire quello che c'è dentro, perché non lo conosci. Se tu viene una persona, dove è la montagna A, non conoscono il Pollino, non conoscono il territorio, la natura, la montagna, no? Magari conoscono il nome del ristorante, sì, vai lì che si mangia meglio, beh, ok, però vai a mangiare. E che hai fatto? Hai mangiato, digerito, poi vai al bagno e basta. Finisce il ciclo. Ciao! Grazie, ringraziamo Quirino Valvano. Alla prossima. Facciamo un'altra idrolitina. Hai sete, eh? Sì. O vuoi una birretta? No, siamo avanti. Allora, c'è un'altra bottiglia in frigo, te la faccio, l'idrolitina te la faccio al volo. Non so se abbiamo finito, Bartolo. Abbiamo finito, ma per errore ho invertito l'ottavo video con il settimo, quindi è rimasto uno di 2 minuti che probabilmente si agganciava con il sargento. Lo mandiamo per completezza, adesso lo mandiamo. 2 minuti. Non mi ricordo una cosa, quando era che suonavo, andavo in giro con amici, con Nicola Scaldaferri anche ed altri, che andavamo in giro a suonare per le feste, perché avevamo il gruppetto, chiamiamolo gruppo, zampogno, ceramelle, accompagnamenti, eccetera, eccetera, e andavamo in molte feste delle zone, anche nei riti arbori. Io mi ricordo a Rotonda, a Sant'Antonio, andavamo lì, abbiamo fatto anche tutta la festa, tutto il percorso di 4-5 giorni, perché lì inizia, mi sembra l'8 di giugno e finisce il 13, perciò tutti quei giorni si fanno tante cose, no? Io mi ricordo che il primo giorno, quando hanno consacrato i buoi, il prete consacrava i buoi
al centro di Rotonda, nella chiesetta di Sant'Antonio, poi si spostava tutto il corteo con tutti i buoi all'uscita di Rotonda, nella parte alta, dove c'è un'altra chiesa, non mi ricordo, Santa Maria, non mi ricordo il nome della chiesa. Praticamente stavano lì e lasciavano gli animali, li lasciavano liberi. E lì la sera si faceva la messa, e poi si radunavano quelli che andavano in montagna a tagliare la cima che si chiama la rocca, e partivano, facevano tutta la notte a piedi per andare nelle montagne di Terranova a tagliare stavete con una coppia di buoi. E lì durante la messa, poi si suonava, si faceva, si beveva qualcosa, e mi ricordo un signore anziano già in quei tempi, erano negli anni inizio 2000, più o meno, più o meno all'inizio 2000. Mi ricordo questo anziano, era 40 anni che non vedeva zampognari in questa festa, perché da quando morì l'ultimo suonatore di zampogna non c'è stato più il cambio di nessuno, e quando ho sentito noi che suonavamo stava sempre vicino a noi e si ricordava e ce lo disse pure. E mo lo sai che lì a Rotonda, quando c'è la festa, ci sono tanti zampognari? Che ne sai se abbiamo buttato un seme noi lì? Ma non per così, magari certo. Una cosa spontanea? Che ne sai? Certo. Bene, come avete sentito nell'ultima tranche, alcune radici ogni tanto rispuntano, hanno la forza di dare nuovi germogli. E stasera Quirino Valvano non è potuto essere con noi perché è in viaggio, beato lui, però credo che ci abbia lasciato una delle interviste più poetiche della storia di Almanacco. Penso che Bartolo e Luigi converranno con me. A partire dal suono dei grilli. Delle cicale, sì. Le cicale, posso dirvi un'atmosfera veramente meravigliosa, una casetta nel verde, proprio la casetta delle fiabe, l'archetipo della casetta nelle fiabe, anche se a pochi chilometri da San Costantino Albanese. Va bene, ora passo a Bartolo la parola per la presentazione del lavoro di Luigi. Ok, allora io passerei direttamente la parola a Luigi che, visto che abbiamo rubato praticamente con interviste e Quirino praticamente 3/4 dello spazio, io passerei direttamente la parola a Luigi che ci parlerà di San Rocco, giusto Luigi, del rito di San Rocco, sì. delle tradizioni? Mi allaccio anche a Quirino perché lui diceva due cose. Molte tradizioni si mantengono perché sono legate a tradizioni religiose, cioè sono proprio la religione che riesce non solo a mantenere ma anche a tramandarla attraverso espressioni di fede. Nella trasmissione scorsa abbiamo parlato di Sant'Antonio, non so se ricordate, come uno dei santi più popolari. Oggi ci soffermiamo su un altro santo altrettanto popolare, San Rocco. Però facciamo qualche precisazione. Perché questi due santi sono popolari? Sicuramente perché sono legati a dei miracoli, però al numero di invocazioni. Le invocazioni per questi due santi sono legate ai figli. Sant'Antonio benedice i bambini, San Rocco salva i bambini dalla peste. Non dimentichiamo che la mortalità infantile fino al XVIII secolo era terribile. Morivano 1 su 3 e durante le epidemie 1 su 2. Seppellire un figlio è la cosa più brutta che ci possa essere. Per cui la preghiera delle famiglie, dei genitori, si rivolgeva subito a questi santi che dovevano proteggere i figli. E quindi questa popolarità è dovuta soprattutto a questo loro dono di proteggere i bambini. Tra l'altro anche nei riti ancestrali ci sono la passata, perché i bambini dovevano guarire da alcune malattie genitali. È una cosa che si rincorre nei tempi. San Rocco è invece non solo legato ai bambini, è legato al problema della peste. Ancora una precisazione, perché
Le pesti, le epidemie, le pandemie sono delle guerre silenziose. Le pandemie sono le guerre mondiali, le epidemie sono guerre più limitate, più circoscritte, ma sono sempre guerre. La mortalità di queste pandemie è terribile. Si pensa che le più grandi pandemie storicamente è quella giustinianea, 50 milioni di morti, tra i 50 e i 100 milioni di morti. Cioè si dimezzò la popolazione mondiale dell'epoca. Lo stesso per la peste nera nel 1300. Che significa questo? Significa che con questi eventi cambiano anche costumi, cambiano anche i modi di vivere, cambiano il modo di essere, cambia il lavoro. Infatti, molti storici, che adesso rileggono la storia in maniera diversa, sia come fatto geografico, sia come fatto anche dal punto di vista epidemiologico, con l'epidemia di Giustinianea è caduto l'impero d'Oriente. Con la peste nera siamo entrati nell'era moderna. Per non andare lontano, così tutti ci capiscono, con il Covid abbiamo accelerato l'ingresso dell'intelligenza artificiale, è cambiato anche il modo di lavorare, è cambiato il modo di relazionarci, è cambiato anche il modo di approcciarci alle nostre tradizioni, che sono vissute non come, a mio avviso, non come dovrebbe essere vissute, ma solo come, a volte come occasione di ritrovo, che sicuramente è positivo, però ci vuole anche qualcosa di più. Ovviamente la figura di San Rocco è legata anche a una vita particolare. Questo è un ricco signore francese, rimane orfano a 20 anni, cede tutta la sua proprietà e scende verso Roma. Scendendo, siamo a metà del 1300, scendendo verso Roma, cura molte persone ammalate di peste, con molta fermezza e coraggio. Lui prende la peste, a Voghera, e si ammala e viene curato, cioè si allontana perché comunque non vuole trasmettere questo, non vuole contagiare altri, si rifugia in un bosco e viene sfamato da un cane. Allora, tutta la storia si arricchisce della figura di Pellegrino, si arricchisce della figura dell'animale, si arricchisce dalla figura del pane che viene portato a San Rocco, quindi tutte le tradizioni che si costruiscono intorno a questa figura si arricchiscono. Allora, quando si arricchiscono, ovviamente, quando la cosa è passata, le tradizioni si arricchiscono anche con quello che è stato il passato pre-cristiano. Siccome San Rocco è morto il 16 agosto, molto giovane, tra l'altro morto, non riconosciuto, morto come una spia, e quindi diciamo non certo come meritava, subito dopo cominciano a mettersi insieme vecchie tradizioni con la figura di San Rocco. Siccome, dicevo, stiamo al mese di agosto e siamo con le celebrazioni delle consualia, le celebrazioni di fine raccolto, per cui abbiamo un San Rocco anche che è realizzato con spighe di grano, con tralci di grano. Se lo facciamo vedere, Bartolo, facciamo vedere questo San Rocco. Adesso dopo riprendiamo perché siamo andati un momento. No, non ancora. San Rocco in grano. Ecco qua. Vedete, San Rocco è stato realizzato, la statua, con delle spighe di grano e con tralci di grano. Perché si confonde questa tradizione
con con le antiche consuali. Ovviamente non basta questo. Siccome con quelle tradizioni chi doveva essere libero? Gli animali, cavalli e muli, dovevano stare liberi. E quindi quasi tutte le feste di San Rocco sono accompagnate da cavalcate. Cavalcate con gli angeli, sono dei bambini vestiti ad angelo che accompagnano la processione. Facciamo vedere, Bartolo, anche se stiamo andando. Questa invece è una cavalcata storica, perché a volte queste tradizioni poi si fondano con un presunto racconto storico, a volte anche, e questo invece è un bambino vestito da angelo che accompagna la processione con tutti gli ori di famiglia. Viene adornato con tutti gli ori di famiglia e con il simbolo della cappa del pellegrino. Adesso vediamo un San Rocco, perché San Rocco, la devozione a Tolve in Basilicata. Guardate, questo San Rocco è completamente coperto in oro, cioè ogni miracolo, ogni richiesta di miracolo viene riconosciuta con l'omaggio dell'oro. E in molte città, in molti paesi dove San Rocco è patrono, viene completamente coperto di questi monili d'oro, d'argento. Tolve è un caso molto emblematico perché è molto curato, ma ce ne sono tantissimi in giro, su Casamassimo, Valenzano. Bene, per andare diciamo nell'intimo di questa situazione, la peste è durata per parecchi secoli, finché si è capito il ciclo. Però accanto a San Rocco c'erano anche altre figure. Non so se ricordate Manzoni che parlava di questi untori. Ecco, questo è un presunto, l'identikit di un presunto untore. Siamo intorno al 1600, nella pestilenza di Milano, quella raccontata da Manzoni nei suoi Promessi Sposi, con le sue pagine bellissime. Ovviamente anche la morte che accompagnava la peste, vedete, un bambino, cioè è il bambino e la morte, la peste, che raccoglie soprattutto gli innocenti. E questo invogliava ancora di più. Qui siamo in una chiesa che viene anche qui rappresentata in maniera molto, molto laica, quello che era il pensiero dell'epoca e quello che San Rocco doveva superare. Bene. Cosa è rimasto di questa tradizione? Abbiamo visto le cavalcate, però poi si è arricchita con San Rocco e soprattutto con le feste di agosto. Non so se ricordate, ci sono i fuochi del Ferragosto. Anche questa è una tradizione antica, romana e greca. Si sono trasformate nelle luminarie. Con San Rocco, con le feste di San Rocco, con le feste di agosto, ci sono luminarie bellissime che entreranno nel patrimonio dell'UNESCO fra poco. Luminarie, palloni aerostatici e anche dei manufatti in carta. Ve ne mostro uno. Vedete, San Rocco diventa protettore degli emigranti, cioè un pellegrino che si sposta dalla Francia verso Roma accompagna i nostri emigranti che vanno verso l'estero. Quindi vedete come le tradizioni non solo si ampliano, ma si consolidano i paesi rispetto a quelli che sono anche i loro bisogni. Adesso di San Rocco ce ne sono tantissime di feste, però l'immaginario di quello che venne a San Rocco lo si ha soltanto prima si parlava di zampogne. Vedete, i primi complessi bandistici pugliesi nascono in Puglia
con le feste dedicate a San Rocco in agosto, secondo nel 1800. E questa è una cosa bellissima, perché il San Rocco era accompagnato nelle processioni con queste melodie, col passo lento che si diceva prima, dove abbiamo avuto, scusate, delle musiche bellissime. L'ultima cosa che vi voglio raccontare è anche dei fuochi pirotecnici. Soprattutto di agosto i fuochi hanno dato la loro gioia, perché è un segno di vittoria. Il cielo ringrazia. Quando si vinceva c'era il colpo di cannone. In genere le feste di San Rocco iniziano con una diana, si dice, con una botte di cannone che nell'immaginario locale fa svegliare i fichi, che è segno di abbondanza. Infatti la maturazione dei fichi, almeno adesso con i mutamenti climatici la cosa non è più così, però in passato, nel 1° agosto, si cominciavano a mangiare i primi fichi maturi. Bene, abbiamo raccontato come la figura di un santo con la sua vita avventurosa poi si intreccia con i bisogni di ciascuna popolazione. È sceso dal nord al sud, dal 1300 fino al 1800. Molti paesi hanno invocato San Rocco e nella leggenda si dice che San Rocco abbia allontanato gli unturi dalle mura delle città. E quindi dopo questi eventi molti paesi hanno fatto voto di devozione al santo. E guardate, nei primi anni la festa era solamente religiosa, poi col tempo si sono associate tutti gli aspetti più folcloristici e gli aspetti più della tradizione e hanno arricchito queste manifestazioni religiose, io non direi civili, popolari, che è la cosa più bella. Molti manifesti parlano di manifestazioni religiose e civili, come se la manifestazione religiosa fosse incivile. È un po' equivoco. Sono manifestazioni di popolo e la fede è una manifestazione di popolo che può essere ritenuta un po', però va valutata per quella che è, perché ha anche un suo valore pastorale, se ben vissuta. Grazie. Bene, grazie a Luigi per questo spaccato di vita popolare, questo lo possiamo dire. Luigi ha nominato il dio Conso, il dio dei granai, no? I consualia di agosto, e probabilmente per onorare questo a Matera il prossimo 1° agosto, cioè sabato, si terranno in vari rioni della città, segnatamente Sassi, ai Piani e al rione La Martella, si terrà questa festa della crapiata, ossia questa pietanza a base sostanzialmente di cereali e legumi, che erano i cereali e legumi portati dalle varie famiglie al termine dei lavori nei campi tenuti nel mese di luglio. Un grande paiuolo aspettava quello che ogni famiglia portava e avrebbe cucinato di lì a poco. Quindi una festa di fine lavoro, come si potrebbe dire oggi, ma fine raccolto. Fine raccolto, esatto, che potrebbe rientrare tra quelle che noi chiamiamo feste del vicinato. Le abbiamo raccontate a proposito di San Giovanni, a proposito di altre iniziative. Quindi invitiamo chi ha voglia e la possibilità di andare a Matera il 1° agosto, sabato prossimo, e credo che l'accoglienza meridionale e di Matera non deluderà proprio nessuno. Bartolo?
Sì, eccomi qua. Scusatemi, ma come al solito qualche piccolo problema anche io. Ok, direi che siamo ai saluti finali. Abbiamo ricordato la festa della Crapiata, che è una zuppa davvero buona. Tra l'altro, sì, l'ho vissuta nella mia vita materana, l'ho vissuta questa festa, l'ho assaggiato questa Crapiata. E consiglio a tutti di andarci, ovviamente, come ha detto Orazio, sabato prossimo, 1° agosto. Io direi che siamo ai saluti finali, togliamo la Crapiata. Io vi do un attimo la parola, perché passo proprio i saluti proprio per ricordare l'appuntamento di agosto, il prossimo appuntamento. Faccio salutare prima Luigi, che era, insomma, è stato l'ultimo a parlare, quindi Luigi, un piccolo saluto. Saluto a tutte e a tutti e buon Ferragosto nel nome Orazio? della serenità. Appuntamento alla fine del prossimo mese, agosto, dopo le vacanze. Ricordatevi di Almanacco, troveremo argomenti succulenti come al solito, anche succulenti dal punto di vista alimentare. E ci vediamo, buone vacanze a tutti. Io saluto anche io saluto tutti voi e ci si vede su questi canali. Ricordo che questa puntata è consolidata, salvata sulle piattaforme Facebook e YouTube. YouTube troverete anche le puntate molto vecchie, tutte le 29 puntate che abbiamo fatto fino a mo' di Almanacco delle tradizioni popolari e tutte le puntate di Officina Mediterranea. Non mi resta altro che salutare e augurarvi anche io buone ferie, buon Ferragosto e alla prossima puntata, che sicuramente sarà entro la fine di agosto. Buona serata a tutti. Buona serata.